Siamo al Lazzaretto di Cagliari per presentare questo progetto che si chiama Saddomo de Leonidas. Questa è la seconda edizione che Assozio Leonidas Sardigna propone all'attenzione del pubblico, dei cagliaritani e di tutti i sardi, ma Saddomo de Leonidas in particolare è un progetto molto ambizioso che si spera possa trovare conferme soprattutto tra chi dovrebbe in qualche modo aiutarci, perché l'ideale sarebbe proprio trovare un locale idoneo dove poter mettere tutto il materiale che le tante associazioni affiliate a Sozio e i tanti suonatori di Leonidas che sono iscritti a Sozio hanno accumulato in diversi anni di esperienze. Questo che vedete oggi al Lazzaretto è semplicemente un assaggio di quello che potrebbe contenere una ipotetica Domo dei Leonidas, ossia molto materiale fotografico, audiovisivo e quant'altro, insomma, è stato raccolto in tutti questi anni. L'ideale appunto sarebbe quello di avere un locale idoneo che potrebbe rappresentare una sorta di centro di documentazione delle Leonidas che non si è per il momento mai realizzato, se non a livello così locale, a livello di mostre un po' temporanee, però l'ideale sarebbe proprio creare una struttura proprio definitiva dove il turista, l'appassionato, lo studioso può trovare veramente tutto quello che ruota attorno a questo strumento straordinario che sono le Leonidas. Devo dire che è stato anche molto emozionante stamattina vedere queste scolaresche che hanno inaugurato, di fatto lo hanno fatto loro, questa bellissima esposizione. Abbiamo accompagnato questi ragazzi nelle varie fasi della costruzione, della spiegazione dello strumento e poi si sono esercitati col fiato continuo e in maniera sorprendente tantissimi di loro in pochissimi minuti hanno imparato la tecnica della respirazione circolare. E poi ancora più sorprendente questi bambini che hanno ballato il ballo sardo al suono delle Leonidas. Veramente una bella immagine ed è quello che vogliamo fare, portare la nostra cultura, le nostre radici alle scuole, ai bambini, perché solo così possiamo dare coscienza alle future generazioni di quelle che sono le nostre tradizioni. Sono Rita Zucca, sono un'insegnante della scuola secondaria Spano. Abbiamo aderito con grande interesse al vostro invito a partecipare a questa manifestazione che riteniamo molto importante, perché la scuola deve dare sempre grande spazio allo spirito identitario e soprattutto al senso di appartenenza alla cultura sarda degli studenti. I ragazzi hanno partecipato ad una lezione di ballo sardo, hanno provato la tecnica della respirazione continua e anche hanno potuto vedere alcuni costruttori di Leonidas e imparare quali sono alcune modalità, insomma, di costruzione di questo strumento interessantissimo. Quindi cercheremo di continuare anche, se possibile, a scuola ad accrescere la curiosità dei ragazzi, che è stata veramente tantissima. Grazie e complimenti per il lavoro.